delitto del Piave è iniziato ma già a rischio il processo a Franco Battaglia, accusato di aver ucciso Anica Panfile. La difesa chiede l'annullamento dell'autopsia per un vizio di procedura. Se la richiesta fosse accettata cadrebbe l'accusa di omicidio. Ennesima rissa in centro a Treviso. All'uscita da scuola 2 ragazzi di 16 e 18 anni si sono picchiati davanti a compagni, professori e cittadini impauriti, coinvolti anche i parenti. Blitz antidroga alla stazione dei treni di Treviso. Le fiamme gialle hanno scoperto 26 ragazzi in possesso di stupefacenti, tra loro anche 3 minori. Continua l'escalation di furti nella Marca. Ieri sera ladri in azione in più case a Montebelluna. Un'anziana svegliata dai rumori dei malviventi urla e li mette in fuga. Ora non dormo più, il suo racconto. Nel giugno scorso Derzo aveva molestato e costretto a baciarlo una 22enne in un bar. 30enne tunisino sarà espulso. Massiccia adesione nella Marca allo sciopero del trasporto pubblico locale indetto dai sindacati. Disagi per pendolari e studenti. Il mondo del volontariato piange la scomparsa di Rina Bizza, simbolo delle ACLI venete. Fondò la cooperativa Insieme si può, il cordoglio delle istituzioni e delle associazioni. Dal Bellunese alla Marca, simulata questa mattina dalla Protezione Civile regionale una violenta scossa sismica con epicentro Valdobbiadene, crolli, danni ed evacuazioni per testare l'operatività della macchina dei soccorsi. 2 fratelli e la complicata gestione di un B&B tra equivoci e risate. Stasera alle 20:10 debutta la nuova sitcom di Antenna 3 con Igor Barbazza e Davide Stefanato. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali il delitto del Piave, perché è iniziato ma è già a rischio il processo a carico di Franco Battaglia, che deve rispondere dell'omicidio di Anica Panfile. Era il maggio dell'anno scorso. La difesa chiede infatti l'annullamento dell'autopsia per un vizio di procedura. Se la richiesta fosse accettata cadrebbe clamorosamente l'intero castello di accuse, ma ci racconta tutto Daniela Sizia. Era in aula Franco Battaglia, il 78enne accusato di aver ucciso Anica Panfile, la mamma rumena trovata morta il 21 maggio 2023 in un'ansa del Piave a Spresiano. Accompagnato dagli agenti di polizia penitenziaria ha seguito la prima udienza di un processo che è iniziato con l'istanza presentata dal suo legale che potrebbe mettere a rischio l'intero processo, la richiesta di nullità dell'esame autoptico. Quindi che cosa accadrebbe? Accadrebbe che l'autopsia non potrebbe far parte più del fascicolo processuale e quindi molto banalmente non avremmo più una causa certa di morte. Insomma, se gli esiti non fossero acquisibili, si smonterebbe l'intero castello probatorio della procura, che si fonda su quello che sarebbe emerso dall'autopsia, ovvero che Anica Panfile fu uccisa. I giudici per il momento l'hanno ritenuta valida in attesa del giudizio della Suprema Corte, alla quale l'avvocato Crea si è rivolto, ma questa è una spada di Damocle. La Corte d'Assise ha adottato una ordinanza che definisco interlocutoria, nel senso che al momento non ha accolto l'eccezione di nullità, ma ha sottolineato più volte nell'ordinanza che allo Stato non la accoglie, quindi ha lasciato aperto, a mio giudizio, la possibilità nel corso dell'istruttoria dibattimentale di verificare nuovamente la fondatezza della eccezione di nullità. Non solo, ma è stato escluso come parte civile il compagno di Anica, Luigino De Biasi, che oggi ha preferito non essere presente in aula. Ancora troppa rabbia, ci ha spiegato il suo avvocato. Il Tribunale ha ritenuto che non ci fossero motivi sufficienti per ritenere che il signor Luigino De Biasi possa essere considerato una parte civile all'interno del procedimento, per cui siamo stati esclusi. Adesso quali saranno i vostri prossimi passi? Adesso col signor Luigino vedremo cosa fare, probabilmente prenderemo in considerazione di agire anche in sede civile. La prossima udienza è stata fissata per il 20 gennaio, la sentenza potrebbe arrivare a maggio del 2025. Edi Carimani invece ci racconta dell'ennesima rissa in centro a Treviso nel quadrante di Piazza Borsa. All'uscita da scuola 2 ragazzi di 16 e 18 anni si sono picchiati davanti a compagni, professori e cittadini, diversi cittadini impauriti, coinvolti anche i parenti di uno dei 2 bulli che si sono scagliati contro il ragazzo di 16 anni. Edi Carimani ha raccolto una testimonianza. Ha preso e gli ha lanciato 2 sedie dicendo ti taglio la gola e minacciandolo. Poi si sono messi in mezzo anche i genitori di questo ragazzo e prima si è messo in mezzo il padre che ha alzato le mani sul ragazzo che ha picchiato il figlio. L'altro, anche il figlio, si è rimesso in mezzo e gli ha morso la spalla
e hanno cominciato, sì, gli tirava le sberle sulla testa. L'offesa alla famiglia, una parola di troppo, e lo schiaffo che ha fatto esplodere la rissa. Protagonisti i due ragazzi di 16 e 18 anni che all'uscita dalla scuola di recupero anni del centro di Treviso si sono picchiati davanti a compagni, professori e passanti increduli e impauriti. Intervenuti anche i genitori del ragazzo di 18 anni che ha per primo dato lo schiaffo al compagno. A raccontare la vicenda una giovane testimone. Il ragazzo, quello che è stato picchiato, allora è sceso e ha tirato 2 sberle a uno dei 2 ragazzi che sono stati interpellati, finché ne ha tirato 2 a uno, l'altro gli è arrivata la sberla. Giustamente non tutti sono fatti allo stesso modo, alcune persone si difendono, altre lasciano stare. Lui si è difeso e gli ha tirato 2 pugni. Urla, pugni, una violenza che si è spostata ripetutamente nel quadrante di Piazza Borsa tra il PAM e le vie limitrofe. Io mi sono messa in mezzo, ho provato a dividerli, poi ho cominciato un po' a litigare con la madre perché stava esagerando con le parole. Gli faccio: ha cominciato tuo figlio, non è colpa dell'altro, l'altro si è semplicemente difeso. Poi a un certo punto il ragazzo è venuto da me e davanti alla faccia così mi ha urlato puttana, con la professoressa a fianco. Genitori del 18enne che ha prima schiaffeggiato il compagno e poi ha preso da lui pugni in faccia fino a farlo sanguinare, presenti all'uscita da scuola probabilmente per venire a prendere il figlio a causa dello sciopero dei mezzi. A partecipare all'aggressione anche una zia del ragazzo. Poi è arrivata anche la zia, è arrivata tutta la famiglia di questo ragazzo, tutti schizzati in testa, e ha cominciato a voler litigare con me, siciliana, ha cominciato a parlarmi siciliano. A un certo punto io lei stavo andando via, da lontano lei continuava a fissarmi, a guardarmi così, questa qua maggiorenne, io ho 16 anni, ok? E penso volesse anche alzare le mani con me, voleva litigare. È andata via, ha fatto così con la testa dicendo vieni, vieni, io sono andata via perché sì, non aveva senso e basta. Comunque è gente che ha voglia di litigare, che non sta bene. Qua davanti si davano a pugni e ho preso tanta paura, ma veramente sul serio, perché siamo qua e non si sa mai come chi si rivolge. Nessuno che chiamava l'autoambulanza, soccorso pure il 113. Arrivate sul posto 2 pattuglie dei carabinieri, un'ambulanza in cui il 18enne è stato medicato. Condotti in caserma, i 2 giovani e le famiglie hanno deciso di non sporgere denuncia. Ancora cronaca e ancora giovani protagonisti. Vi raccontiamo di un blitz antidroga alla stazione dei treni di Treviso. 26 i ragazzi in possesso di stupefacenti. Nel corso dei nostri controlli abbiamo individuato 26 giovani ragazzi che avevano il possesso di sostanza stupefacente tipo marijuana e hashish. Militari delle Fiamme Gialle tra i binari della stazione ferroviaria di Treviso che con i cani antidroga hanno intercettato giovanissimi in possesso di stupefacenti. 24 ragazzi provenienti dalle province di Treviso, Belluno, Udine, Pordenone, Vicenza e Venezia e 2 spacciatori di 19 e 21 anni. Si tratta di giovani di età compresa tra i 20 e i 25 anni che ora saranno convocati dal prefetto e sarà loro intimato di non far più uso di sostanze stupefacenti. Per 2 dei soggetti individuati presso la stazione di Treviso è anche scattata la denuncia penale. 3 minorenni trovati in possesso di sostanze stupefacenti che sono stati per questo affidati ai genitori, tra loro anche un 15enne. Monitorare luoghi come la stazione di Treviso è uno dei nostri obiettivi, in quanto ci consente anche di intercettare sostanze immesse anche di recente nel mercato. Tra queste anche il fentanyl, droga letale che dall'America centrale sta pian piano arrivando anche in Europa. Alle operazioni hanno contribuito anche le unità cinofile Escort e Jersey in forza alla Guardia di Finanza di Treviso. L'operazione è cominciata a maggio e intensificata nei periodi di fine e inizio delle scuole, ha come finalità la prevenzione e la repressione dello spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. È importante per i cittadini segnalare al numero di pubblica utilità 117, ovvero rivolgendosi alle altre forze di polizia, la presenza di elementi di anomalia, zone di spaccio nei comuni di competenza.
Aveva chiesto la protezione internazionale, ma adesso un trentenne tunisino sarà espulso. Tanti reati commessi in 1 anno e mezzo nella Marca trevigiana, anche pesanti molestie sessuali nei confronti di una ragazza 22enne. Tra l'altro è stato trovato in un immobile a Oderzo che occupava abusivamente. Era entrato da clandestino in Italia nel marzo del 2023 e aveva presentato all'ufficio immigrazione della questura di Treviso tutta la documentazione per ottenere la protezione internazionale e regolarizzare la propria posizione. Peccato però che durante la sua permanenza nella Marca trevigiana un cittadino tunisino di 30 anni abbia collezionato denunce su denunce, un rosario di contestazioni che va dal danneggiamento alla violazione di domicilio, molestie e disturbo alle persone. L'episodio più grave risale alla scorsa estate, a giugno, quando in un bar di Oderzo il trentenne ha molestato una giovane di 22 anni, costretta a subire sgradevoli apprezzamenti e avanza da parte dell'uomo che l'aveva poi afferrata e baciata, da qui la denuncia di violenza sessuale. Sono così scattati nell'ordine il provvedimento di espulsione del prefetto e il trattenimento presso un centro per il rimpatrio a Roma, disposto dal questore Alessandra Simone ai fini dell'effettivo allontanamento dall'Italia. Fino a poco tempo fa l'uomo occupava abusivamente un immobile in via Frassinetti a Oderzo. Qui è stato trovato dagli agenti della polizia locale opitergina nel corso di un controllo proprio contro le occupazioni abusive. Con Francesca Bozza ci spostiamo a Montebelluna per parlare dell'ennesimo raid di furti. Via San Crispino, via Dondino Buzzati, via San Gaetano, una serie di strade tra loro distanti poche centinaia di metri. È qui che l'incubo furti si è concretizzato nella serata di giovedì. Forse la stessa banda, forse individui diversi, in azione la prima volta intorno alle 21 in via Buzzati, nell'abitazione di una signora in casa in quel momento. I malviventi tentano di forzare i serramenti. La donna capisce subito cosa stia succedendo e inizia a parlare ad alta voce, mettendo in fuga i ladri. Situazione molto simile qualche ora più tardi, intorno a mezzanotte, in via San Gaetano. La padrona di casa è a letto quando sente dei rumori provenire dalla porta finestra della cucina. Inizialmente pensa siano i gatti, ma le basta poco per realizzare che si tratta invece di ben altro. E poi ho sentito proprio una cosa di ferro che mi hanno rotto la porta qua. E niente, ho cominciato a urlare: chi c'è, chi c'è? Chiamo i carabinieri e sono scappati via. Sulla finestra i segni degli attrezzi utilizzati dai malviventi nel tentativo di entrare, così come sulla rete piegata in giardino. Tanta paura. Sì, tanta. Stanotte non ho mai dormito, adesso ho paura anche per stanotte. Paura e inquietudine, i sentimenti che lasciano i furti non solo nelle vittime, ma anche tra i residenti delle zone prese di mira. Ma non è la prima volta che vengono a farci visita, diciamo. E non è un bel vivere. Non è un bel vivere, di sicuro. Cordoglio a San Zenone degli Ezzelini per la morte a soli 21 anni di Antonio Gatto, studente di origini togolesi, morto annegato nel Mar dei Caraibi mentre si trovava nell'arcipelago di Guadalupa, nelle Antille francesi, per uno stage. Antonio, studente di Oxford, avrebbe dovuto trascorrere 1 anno nell'isola del Centro America. La tragedia si è consumata lo scorso 18 ottobre, quando il 21enne è entrato in acqua per un bagno in mare con gli amici, ma non è più uscito e di lui si sono perse le tracce. Il corpo è stato rinvenuto solo il giorno seguente da un elicottero che l'ha avvistato a 25 metri dalla riva. Residente a San Zenone con la famiglia, nel 2018, dopo un solo anno al liceo Brocchi di Bassano del Grappa, si era trasferito in Inghilterra per gli studi. Attualmente frequentava lingue moderne all'Università di Oxford, ateneo che nei prossimi giorni organizzerà una cerimonia di commemorazione. Domani intanto la comunità di San Zenone degli Ezzelini si ritroverà alle 10 nella chiesa parrocchiale per dare al giovane l'ultimo commosso saluto. E c'è profondo cordoglio in tutto il mondo del volontariato della Marca trevigiana, del Veneto e non solo, per la scomparsa a 91 anni di Rina Biz, un simbolo del terzo settore. Noi oggi siamo una generazione di anziani, però i giovani non si vedono. È ora che noi senior trasferiamo i valori gratuitamente, onestamente, e che i giovani si prendano in mano la responsabilità.
Ha guardato sempre al futuro e ai giovani. Rina Bitz, diventata nei decenni una delle figure di riferimento del volontariato e dell'economia sociale non solo a nord-est. Con lei, scomparsa all'età di 91 anni a Ponte di Piave, se ne va un pezzo di storia del terzo settore profondamente cattolico e ancorato al territorio. Figlia di mezzadri, dopo aver lasciato il lavoro nella filanda di Orsago, diviene un punto di riferimento nel patronato ACLI locale e nazionale, più che un lavoro, una missione che culmina nella fondazione della ONLUS Insieme si può, che si occupa di fragilità e supporto al lavoro femminile. Così nel 2012 parlava di violenza di genere. Non può essere che le donne vengano uccise e poi con qualche anno se l'asciugano. Nel suo percorso Bitz incrocia personalità come Papa Luciani e Tina Anselmi, ma sono gli ultimi la sua priorità. Di icona del mondo sociale parla Luca Zaia, pioniera della solidarietà la definisce Mario Conte. Chi l'ha conosciuta chiede ne venga preservata la memoria. Mi auguro che la sua eredità, la sua memoria possano essere ricordate con una grande iniziativa, perché sicuramente lei ha scritto una delle pagine più belle della storia dell'impegno dei cattolici nel sociale e in politica. Era un carattere fortissimo, a volte faticoso, molto faticoso, però ti lasciava molto, ti arricchiva, era disponibile al confronto, era disponibile ad aiutarti se rimanevi indietro. Per questo la sua creatura Insieme si può la ricorda soprattutto con gratitudine. È un grande dolore quello che viviamo oggi come soci della cooperativa, ma è anche un momento in cui ci stringiamo per guardare avanti insieme, facendo leva sui valori e sulle tante cose belle che Rina ha realizzato per le nostre comunità. L'ultimo saluto a Caterina Bitz, per tutti Rina, lunedì alle 14:30 nella chiesa della sua Orsago. Veniamo alla giornata di passione che si è vissuta nella Marca trevigiana e non solo per lo sciopero del trasporto pubblico locale. L'adesione è stata davvero massiccia, i sindacati comunicano una percentuale del 96%, molti disagi per l'appunto per i viaggiatori, soprattutto per studenti e pendolari. Sono partito da casa alle 6:50 e il bus doveva passare alle 6:58 come al solito. Non è passato, ho aspettato quello dopo delle 7:30, non è passato, ho aspettato quello dopo delle 8:09, non è passato neanche quello. Sono andato in stazione di Montebelluna per cercare di prendere altre linee per arrivare qua a scuola, non è passato neanche quello. Ho dovuto prendere il treno, che per fortuna almeno quello è passato, e sono arrivato a scuola con 2 ore di ritardo e non è stato il massimo. Però da un certo punto sono contento che per una volta abbiano fatto uno sciopero fatto bene. È uno dei tanti racconti dei disagi vissuti in questa giornata di sciopero nazionale del trasporto pubblico locale senza fasce di garanzia. Traffico più intenso sulle strade e pochi autobus in circolazione. E così pendolari, ma soprattutto studenti, si sono dovuti organizzare in modo diverso. Molti ragazzi che si sono fatti accompagnare dai genitori. Ho dovuto prendere la macchina visto che gli autobus a quanto pare non passavano. Con lo sciopero era tutto un casino e quindi, infatti in classe oggi da 25 eravamo in 14. A Casale è passato solo un bus, che di solito ne passano 6-7, però lo stesso siamo arrivati fino a Porta San Tommaso, ma noi dovevamo andare a San Pelaio e non c'erano navette, quindi né all'andata né al ritorno. State aspettando l'autobus? No, sto aspettando i miei genitori che passano a prendere. Perché c'è lo sciopero, quindi siete organizzati così oggi? Sì. Stai aspettando qualcuno che ti venga a prendere? Sì, i miei genitori. Perché oggi c'è sciopero? Sì. Genitori che hanno dovuto rivedere la propria giornata lavorativa per recuperare i figli al termine delle lezioni. Lei sta aspettando per lo sciopero? Sì, hanno causato un bel po' di danni. Vi siete dovuti organizzare così oggi? Ci siamo organizzati, noi siamo di Montebelluna e quindi abbiamo fatto 2 giri avanti e indietro. Il mio amico che mi ha detto di venire a prendere sua figlia e altre 2 ragazze. Un unico giro per tutti? Da Montebelluna. Un bel disagio? Un disagio, e d'altronde il sciopero va bene anche questo, no? E poi c'è chi si è organizzato con altri mezzi. Sono venuto in bicicletta, ma ho la fortuna di avere la nonna a 2 passi dalla stazione, quindi sennò sarei di Villorba io. Quindi sì, è un bel disagio. E chi invece è rimasto in paziente attesa di un autobus per rientrare a casa. E stiamo aspettando il bus. Sapete che c'è sciopero? Sì. Passa lo stesso? In speranza? Abbiamo speranza, sì.
E nel caso non arrivi? Bel problema. Il problema è che magari se i genitori sono al lavoro e sì, non hai nessuno che ti può venire a prendere e rimani qua. Quindi sciopero decisamente riuscito e sono sul piede di guerra anche i dipendenti degli uffici postali. Dal 16 di dicembre assisteremo alla riduzione dei giorni di apertura, alla riduzione delle aperture pomeridiane e alla chiusura di interi uffici di tutta la rete delle poste in Veneto. Il grido d'allarme lanciato dalla CGIL su Venezia significa che impatterà per il 10% del totale degli uffici, a cui si aggiungono quelli oggi già chiusi per manutenzioni che vanno avanti da mesi e mesi. vane le mobilitazioni dei residenti con totali chiusure per la sordità di Poste Italiane, così gli stessi abitanti come quelli di Trevignano, quando a inizio ottobre scorso si erano battuti per salvare l'unico servizio rimasto in zona. Oggi a denunciare soprusi e imposizioni sono gli stessi dipendenti postali, chiedono l'anonimato per ovvie questioni di tutela lavorativa e personale. Il problema è che per mantenere aperti gli uffici grandi viene tolto il personale agli uffici piccoli. Con i direttori di filiale costretti a mansioni di sportello e all'opposto semplici impiegati costretti ad assumersi responsabilità anche penali da direttori di filiale. Contro tali imposizioni già vinte dal sindacato ben 3 vertenze. Cosa succede? Che la mattina stessa io ho un distacco è mi devo spostare dall'ufficio mio di radicamento ad un ufficio X in provincia, vista la necessità e la carenza. Così alcuni dei racconti e denuncia sui disservizi delle poste in Veneto, come il prossimo, spiega di come l'emergenza sia diventata oramai routine e così al mattino costretto ad aprire un ufficio rispetto a dove era stato destinato, 45 chilometri più in là, non abbia accesso alla cassaforte e quindi al contante. Quindi di fatto vengo mandato in un ufficio, quell'ufficio mi dicono apri l'emergenza. Cosa vuol dire? Che non è stato possibile fare il controllo in contraddittorio della cassaforte. Non avrò contante, quindi periodo di pensioni non potrò pagare, erogare. Di fatto quell'ufficio è un ufficio che non ha nessuna funzione. Postali che col sindacato hanno già calendarizzato una data su tutte. Il 29 sarà sciopero generale promosso da CGIL e UIL e quindi senz'altro anche negli uffici postali noi crediamo ci sarà un'ottima adesione. A Valdobbiadene è stata una giornata di mobilitazione, si è simulato un terremoto. Scossa di terremoto di magnitudo 4.8 della scala Richter con epicentro a Valdobbiadene è stata registrata in mattinata con crolli e danni anche nei comuni limitrofi, da Borgo Valbelluna a Feltre, da Segusino a Pieve di Soligo a Miane. È in questo quadro che si è svolta l'esercitazione di protezione civile che ha simulato un evento sismico. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Dalla regione è stata attivata la colonna mobile dell'ANA con direzione Valdobbiadene per l'approntamento del campo. Quando i soccorsi hanno raggiunto le zone più colpite ci si è concentrati sui luoghi sensibili a Valdobbiadene, Cison, Farra, Follina, Moriago, Vidor, Feltre e Setteville. Sono stati evacuati alcuni edifici pubblici, tra cui la casa di riposo, ma anche aziende private. Presente all'esercitazione l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccine, che ha raggiunto alcuni dei centri di coordinamento soccorsi delle province di Treviso e Belluno e dei centri operativi comunali dei 12 comuni interessati per verificare personalmente le procedure e dare il suo supporto, come è solito fare in caso di emergenze reali. Parallelamente è stato attivato il coordinamento regionale dell'emergenza e l'unità di crisi della regione, da dove sono state coordinate le attività di soccorso e l'area sanitaria con l'allestimento di 2 posti medici avanzati. L'esercitazione è proseguita per tutta la giornata con la simulazione di vari scenari che hanno visto lavorare sul campo uomini e mezzi di tutti i comparti solitamente coinvolti in situazioni come questa. Adesso per noi la pubblicità, fra poco. Di
nuovo in diretta, vi do un aggiornamento di economia. È Ottaviano De Biasi, ingegnere civile, presidente amministratore delegato di De Biasi Costruzioni di Col San Martino, il nuovo presidente della sezione autonoma ANCE Rovigo Treviso di Confindustria Veneto Est. È stato eletto nel corso dell'assemblea privata degli associati che si è tenuta proprio a Treviso. De Biasi succede a Paola Carron, che ha ricoperto la carica nel corso del primo anno e che è stata designata, come sapete, alla presidenza di Confindustria Veneto Est. Adesso il generale Giancarlo Iannicelli ci racconta, come ogni venerdì, le previsioni del tempo per il fine settimana. Permane incontrastato un anticiclone di vasta area, con centri secondari, diversi centri secondari, e va dall'Atlantica addirittura dall'Europa orientale alla Siberia. Questo costituisce un blocco ai sistemi perturbati, favorisce una situazione di calma, di tranquillità, e infatti le perturbazioni si mantengono lontane. Questo garantisce tempo stabile, come nelle settimane, potremmo dire, scorse. I sistemi perturbati non riescono a passare, anche se poi diciamo il rovescio della medaglia, abbiamo la permanenza dell'anticiclone, scarso movimento di masse d'aria, novembre, quindi formazione di foschie e qualche banco di nebbia. Ne abbiamo avuto già un assaggio e nei prossimi giorni si ripeterà, quindi cielo in prevalenza sereno sabato, domenica alle prime ore, formazione di foschia, qualche banco di nebbia che rischia di coprire il cielo, ma solo temporaneamente. Un tipo di tempo che ci accompagnerà anche per gran parte della prossima settimana, un peggioramento da giovedì, anche se qualche giorno prima inizierà sulle nostre regioni occidentali, quindi sarà qualche infiltrazione di aria umida. I venti sono deboli di direzione variabile, temperature 4-5 gradi le minime, le massime intorno ai 15 gradi. Poi caleranno, ma non di molto, la prossima settimana non andremo sotto lo zero. L'Alta Adriatica è previsto da poco mosso a localmente mosso. È tutto. Risate e divertimento con cancellazione gratuita, in onda da questa sera alle 20:10 su Antenna 3, una sitcom che vede protagonisti i due attori trevigiani Igor Barbazza e Davide Stefanato nel ruolo di due fratelli impegnati nella gestione di un bed and breakfast. Appuntamento ogni venerdì alle 20:10, poi in replica il sabato alle 20:50, la domenica alle 13:35 e il martedì alle 23, ovviamente su Antenna 3, quindi appuntamento da non perdere. Una comunicazione veloce di servizio: sarà inaugurata domenica la nuova e attesa struttura polivalente all'Ovadina di Spresiano. La cerimonia alla presenza del sindaco Marco Della Pietra e dell'amministrazione comunale si svolgerà alle 12 a mezzogiorno in via De Tuoni. La cittadinanza è invitata. E noi adesso andiamo a Belluno. La cronaca in primo piano non ce l'ha fatta. Annalisa Zasso, l'insegnante di 50 anni di Agordo, rimasta gravemente ustionata nella sua abitazione mentre stava preparando la cena la sera fra mercoledì e giovedì. Ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Verona, la donna è morta questa mattina. A scoprire casualmente il grave incidente domestico ieri mattina erano stati i vigili del fuoco chiamati per una perdita d'acqua. Solo dopo l'accesso nel piccolo condominio, le prime verifiche, i pompieri si sono trovati a forzare la porta dell'appartamento in cui Annalisa Zasso viveva da sola e a trovarla a terra gravemente ustionata dal fuoco. Ordine di carcerazione per un 50enne bellunese condannato a 3 anni e 10 mesi per il reato di atti sessuali con minorenne. L'uomo è stato portato in carcere a Baldenic. Si trova in carcere a Belluno per scontare la condanna a 3 anni e 10 mesi di reclusione per il reato di atti sessuali con minorenne. L'uomo, un 50enne di Belluno, è stato localizzato in provincia dagli agenti della prima sezione mobile della questura del capoluogo che hanno eseguito l'ordine di carcerazione emesso dalla procura. La condanna, annota la questura in un comunicato stampa, è stata determinata nell'ambito di un procedimento penale a seguito di indagini svolte dalla squadra mobile nel 2019. Gli accertamenti hanno appurato che il 50enne, nel ruolo di insegnante di addestramento con cavalli, aveva compiuto con una ragazza all'epoca dei fatti sedicenne atti sessuali consistiti in rapporti completi, intrattenendo con la minore una vera e propria relazione sentimentale. La ragazzina era stata affidata al 50enne per motivi di istruzione dei genitori e, secondo i riscontri processuali, l'uomo si sarebbe posto in una posizione di preminenza e di autorità morale nei confronti della vittima minore. Il 50enne negli ultimi tempi aveva spostato la propria dimora in altra
extraregione e cessato alla propria residenza a Belluno, ma gli agenti della Mobile ieri mattina l'hanno localizzato proprio in provincia e dal luogo in cui è stato fermato è stato portato in carcere a Baldenic. La direzione generale dell'ULSS 1 Dolomiti ha avviato un'indagine interna sulla posizione della dottoressa Anna Maria Lamanna, iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Padova in seguito alla morte della 14enne Leonora Chinello investita a Piove di Sacco. La dottoressa presta servizio come medico di base dal 2021 nel Bellunese. Stiamo valutando alcuni aspetti amministrativi perché non conoscevamo il lavoro che la dottoressa appunto faceva presso una cooperativa nell'ambito dei servizi di urgenza ed emergenza e quindi vogliamo verificare se l'attività che fa presso di noi come medico di medicina generale è compatibile con quello che faceva appunto, che faceva, non lo so adesso di preciso come sia il rapporto con la cooperativa nell'ambito dei servizi di urgenza ed emergenza. Spiega così il commissario dell'ULSS Dolomiti Giuseppe Dalben la decisione di avviare una indagine interna sulla posizione della dottoressa Anna Maria Lamanna, 62 anni, che in provincia presta servizio come medico di base con ambulatorio asedico in via Giardini. La direzione dell'azienda sanitaria di Belluno ha appreso solo dai giornali che la professionista operava anche nell'urgenza ed emergenza in virtù di un contratto a gettone con la cooperativa bolognese CMP di Granarolo che svolge attività per conto dell'ULSS padovana. Anna Maria Lamanna è indagata dalla Procura di Padova per rifiuto d'atti d'ufficio, interruzione di servizio di pubblica necessità e cooperazione in omicidio colposo per la morte di Eleonora Chinello, 14 anni, di Sant'Angelo di Piove di Sacco, investita da un'auto mentre andava in bicicletta a prendere l'autobus. Attualmente sospesa dalla cooperativa CMP, la dottoressa Lamanna oggi non era in ambulatorio per la concomitanza di un importante convegno sulla sanità in montagna organizzato dall'ULSS ad Agordo. L'indagine, avviata dalla direzione generale dell'azienda sanitaria bellunese, è volta ad accertare eventuali incompatibilità di ruoli in capo alla Lamanna. Se emerge una incompatibilità tra l'attività del medico di medicina generale e l'attività presso una cooperativa, è chiaro che dovremmo sviluppare un percorso, un procedimento che appunto porti a, come dire, ai risultati che appunto via via matureranno. E quindi questo che faremo. La dottoressa presta servizio nel Bellunese come medico di medicina generale dal 2021. Abbiamo apprezzamenti nei suoi confronti, abbiamo alcune segnalazioni nei suoi confronti, ma cose direi così molto normali, insomma, no? Nel senso dell'attività che un medico di medicina generale fa. Quindi ci ha sempre dato un servizio che finora non ci ha dato problemi particolari. Fine settimana di controlli per la Polstrada bellunese impegnata a contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti. In particolare, oltre all'etilometro in dotazione alle pattuglie, anche il dispositivo di screening e relativi kit per il prelievo di campioni di saliva in modo non invasivo. Nel corso degli accertamenti svolti nel primo weekend di novembre sono stati controllati 47 conducenti, 5 dei quali positivi all'etilometro e 2 a sostanze psicotrope o stupefacenti. I controlli saranno ripetuti e si stenderanno a tutto il territorio provinciale. La pagina economica, il futuro di Luxottica butta acqua sul fuoco. Il sindaco di Agordo, Roberto Chissalè, alle analisi che prevedono lo spostamento del baricentro produttivo Oltralpe. Dopo l'ingresso nel capitale sociale di Meta, il legame con il territorio è solido, afferma, rassicura il primo cittadino. Tiziana Bolognani. Luxottica è un'azienda vitale in evoluzione e in crescita ad Agordo. Non si avverte alcun segnale di disimpegno verso il territorio della storica azienda leader mondiale dell'occhialeria, in procinto di cedere il 5% del suo capitale sociale a Meta di Mark Zuckerberg, che nel maggio 2019 visitò il quartier generale produttivo nella storica sede di Agordo, accompagnato dal cavalier Leonardo Del Vecchio. 4 anni dopo quella visita, il lancio degli occhiali smart firmati Ray-Ban. Oggi un interesse dichiarato di trasformare il colosso mondiale dell'occhialeria nella Samsung d'Europa, che secondo gli analisti in futuro potrebbe portare allo spostamento del baricentro produttivo Oltralpe. Il sindaco di Agordo getta acqua sul fuoco. Non noto assolutamente questo tipo di problematica, perché l'azienda sta continuamente investendo, anche in questi giorni hanno iniziato un nuovo parcheggio, quindi vuol dire che c'è la volontà di rimanere ben radicata a dove è nata. Agordo
Agordo è sempre il cuore di Luxottica e così sarà per l'impegno di chi l'ha fondata e di chi ne regge le sorti oggi, aggiunge Chisalè, che si mostra sereno e rassicurante. La comunità agordina e Luxottica sono un tutt'uno. Parlare di Agordo e parlare di Luxottica è ormai la stessa cosa, quindi Luxottica rappresenta Agordo e Agordo rappresenta Luxottica, quindi io credo veramente che quel forte legame che si è instaurato oltre 60 anni fa con l'arrivo del Cavaliere del Vecchio ad Agordo possa rimanere tale anche in futuro. Un futuro, quello dell'Agordino, con solide radici sulla monocultura dell'occhiale che ha portato benessere diffuso, ma anche a un dibattito che di tanto in tanto si ripropone con lo spauracchio di veder svanire tutto, sogni, speranze e incrollabili certezze. In ultima battuta vi ricordo l'appuntamento di questa sera, fra pochissimi minuti ci siamo, quindi rimanete con noi con la sitcom Cancellazione gratuita su Antenna 3, quindi una sitcom che vede protagonisti i due attori trevigiani Igor Barbazza e Davide Stefanato, li conoscete tutti nel ruolo di due fratelli impegnati nella gestione di un bed and breakfast, quindi subito dopo la sigla e il meteo c'è Cancellazione gratuita. Rimanete quindi con noi, intanto vi auguro buona serata.